Erano arrivati a incatenarsi davanti a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale, per protestare contro gli eccessivi tagli. La mobilitazione degli imprenditori della sanità privata convenzionata del Veneto, supportata da quella dei lavoratori, ha sortito l'effetto di ridurre la decurtazione dei contributi con la delibera di un reintegro extra budget di 23 milioni. Troppi, secondo un esposto presentato alla Corte dei Conti da Angelo Carano, ex capo della Via del Veneto, socio di Rovigo Medica, una struttura privata esclusa persino dall'accreditamento. I direttori generali delle varie ULSS hanno dichiarato che bastavano 7 milioni di euro, è scritto nei documenti, per cui sarebbero stati regalati ai privati 16 milioni di euro. Se i direttori generali si erano espressi, conoscendo il territorio, conoscendo le esigenze del territorio, si erano espressi nei famosi, parliamo dei famosi sufficienti 7 milioni, non capisco questi 16 milioni perché sono stati appunto distribuiti sempre ai soliti noti, cioè a quelli già accreditati, e non invece per migliorare sempre a quelli diciamo non accreditati, che tra l'altro se noi ci riferiamo ai licenziamenti, alle cose, io penso che siano le cose un po' pretestuose, ma comunque se lavorano altre strutture, quelle non convenzionate, se avessero avuto bisogno di personale avrebbero assunto personale già esperto da quelli eventualmente licenziati. La delibera sotto la lente dei magistrati contabili è di aprile e prevede anche il blocco all'accesso di nuove strutture alla lista dei convenzionabili. Quindi, oltre ad un ipotetico danno erariale, il provvedimento violerebbe anche le regole della libera concorrenza. Tra l'altro, in quell'occasione, metà degli assessori, presidente compreso, erano assenti. Come dire, qualcuno non l'ha voluta votare quella delibera. È stato bloccato tutto perché laddove, tra l'altro si legge nella delibera, laddove nel territorio esiste già una struttura accreditata, comunque esiste una struttura che lavora per il pubblico, non è possibile che un'altra struttura non accreditata possa essere convenzionata, diciamo, ecco, per dirla tra virgolette. Un esposto che non vuole demonizzare la sanità privata, che anzi resta un supporto operativo efficace ed economico per il servizio pubblico, ma chi lo ha presentato rivendica metodi più trasparenti e giusti. Un fatto di giustizia, in poche parole. Io ho fatto questo esposto perché non ne potevo, francamente, insomma, non potevo più che si andasse avanti su questi binari quando materialmente in altri, cioè io sono italiano. Essendo cittadino italiano, presumo che in tutto il territorio dello Stato ci sia un comportamento conforme a quelle che sono le norme costituzionali, le norme europee e così via. Invece vedo che se uno va in una regione c'è un certo comportamento, in un'altra regione c'è un comportamento magari allineato, in un altro disallineato. Del resto si sa che la sanità è un ambito in cui la politica ha un suo peso specifico.